Il ministro dell'economia Gualtieri al TG1: da domani arriveranno le indennità per 4 milioni di autonomi dal Recovery Fund, spinta ai settori più colpiti. Conte sente Macron, risposta europea sia ambiziosa, il premier all'OMS in fase 2 con cauto ottimismo sul vaccino, nessuno resti indietro. PD 5 Stelle, se domani passa sfiducia a buona fede cade il governo, Italia Viva valuteremo, centrodestra il 2 giugno in Piazza Unito. 813 nuovi casi di contagio, quasi il doppio rispetto a ieri, oltre la metà in Lombardia, risale anche il numero dei decessi. I giorni della ripartenza, traffico in movida da Padova a Palermo, gruppi di ragazzi senza mascherina per l'aperitivo, l'ira di sindaci e governatori. Serie A, via libera agli allenamenti di gruppo, il ministro Spadafora il 28 maggio si decide sulla ripresa del campionato. Take That Reunion per raccogliere fondi contro la pandemia. Il 29 maggio l'ex boy band esplosa negli anni 90 tornerà a cantare in un concerto in streaming. L'annuncio di Robbie Williams accolto con entusiasmo da milioni di fan. Buonasera dal TG1. Da domani andranno in pagamento le indennità per oltre 4 milioni di autonomi. Così il ministro dell'economia Gualtieri, che in un'intervista al TG1 parla anche della proposta franco-tedesca di un recovery fund da 500 miliardi. Aiuterà, dice, i settori più colpiti dall'emergenza Covid. Quindi sul prestito chiesto da FCA, Gualtieri indica le condizioni poste dal governo. Sentiamo l'intervista che è di Giampiero Scarpati.